Violenza verbale con ingiurie e insulti, violenza fisica con sputi e lancio di oggetti quando non si arriva al contatto. Sono state oltre 500 le aggressioni commesse nei presidi dell'ULSS 6 Euganea nei confronti di operatori sanitari negli ultimi 5 anni, 179 il numero massimo nel solo 2022. Siamo passati da siete tutti eroi, ecco quell'aspetto che aveva come dire, portato gli italiani a riconoscere un grande ruolo della sanità. L'anno successivo ha avuto invece tanti episodi di attacco anche nella nostra azienda sanitaria. I luoghi più pericolosi, i pronto soccorsi, i reparti di psichiatria e i servizi di dipendenza, dove l'ansia legata alla patologia, i tempi di attesa talvolta e un ridotto autocontrollo possono portare all'esplosione di rabbia. 5 gli infortuni degli operatori sanitari nel 2022 con 10 giorni di assenza totali, ma il fenomeno è molto più vasto perché spesso si sceglie di non denunciare. La prevenzione allora si muove su due strade: la formazione del personale, l'attenzione alla cura dell'ambiente sanitario. Per quanto riguarda l'ambiente, come è comprensibile, la presenza di telecamere oppure in alcuni casi delle guardie giurate, per ragioni ovvie, riduce la possibilità di aggressioni. Faccio notare che ci sono anche alcuni elementi più banali che possono sembrare ininfluenti, invece posto che il principale mezzo di aggressione è il lancio di oggetti, il controllare che non ci siano oggetti appunto su tavolini o dove ci sono le sale di aspetto. E poi attenzione al comfort del paziente e dei familiari. Sul fronte della prevenzione, grazie alla Regione, l'ULSS 6 ha già formato 8 istruttori perché spesso è importante non trascurare i segnali. Ci sono delle tecniche per capire alcuni aspetti comportamentali e come bisogna approcciarsi in questi modi. Nella nostra azienda si fa anche un'attività successiva ad eventuali episodi di questo tipo, per cui si fa una riflessione su cosa è successo, per quali motivi e quali sono le azioni che quindi si possono mettere in campo per ridurre la possibilità che l'episodio si ripeta.